Siamo arrivati al dunque, quello di dare la parola a Marina. Non mi ripeterò nel presentarne le caratteristiche di studiosa, di divulgatrice, perché l'abbiamo già fatto la volta scorsa, ma anche qui, se qualcuno di voi è interessato a saperne di più, è invitato sempre ad entrare nel nostro sito, perché c'è un piccolo, brevissimo curriculum di Marina che vi dà le coordinate per capire il suo genere di studi. L'argomento di oggi è intrigante, l'arte della tavola, c'è un'arte della politica e c'è un'arte della tavola. E molto spesso la politica e il cibo nel passato, ma anche adesso, si intrecciano, si mescolano, perché entrambe sono fatte di costruiscono relazioni, alleanze, anche dissidi, conflitti, ma qual è il posto migliore per imbastire un'alleanza se non quello della tavola e della condivisione del cibo? Quindi occuparsi di questo tema, sì, è divertente, prezioso, ma fa parte del nostro progetto, perché quando noi parliamo di Venezia al plurale vogliamo proprio intendere i molteplici aspetti della vita veneziana. Io come storico non lo dico mai, ma è evidente che da queste lezioni emerge un riferimento non detto anche al presente, perché il nostro compito non è quello di mitizzare Venezia, noi non siamo qui per mitizzare Venezia, siamo qui per parlare della storia di Venezia, ma con la speranza che questa storia ci faccia sorgere anche dei problemi che riguardano il presente. È un altro argomento, è un altro dire che noi non vogliamo sollevare, perché il limite inteso in senso positivo del nostro progetto è quello di parlare della storia di Venezia, e questa è una novità che vi voglio dare anche di Mestre, perché il progetto Venezie si propone non solo di fare la storia di Venezia in sé, cosa fatta da noi già da decenni, ma di prendere la storia veneziana e di capirla anche nella sua immediata terraferma. Per questa ragione l'anno prossimo abbiamo predisposto un programma dove ci saranno conferenze che riguardano anche la storia di Mestre in relazione a Venezia e viceversa, perché non è che una comandi e l'altra meno. L'intento nostro è quello di smontare in senso positivo il mito di Venezia e di far capire e comprendere le radici che ci legano non solo a Venezia ma anche alla storia di Mestre, perché alcuni accadimenti che sono venuti proprio qui sono stati fondamentali anche per la stessa storia della Repubblica. Io, prima di cedere la parola a Marina, che ringrazio tantissimo per le conferenze che ci sta tenendo e per altre due che ci ha promesso, questo lo dico per impegnarla pubblicamente, no? Però comunque ormai la promessa è fatta, quindi vorrei ricordare un episodio in tema, che è una cena di Stato allestita dalla Repubblica in occasione della visita del futuro re di Francia, Enrico di III di Francia. Ne avevo accennato anche. E grandi accoglienze, il patriziato veneziano e anche gli stessi mestrini accolgono il re che viene dalla Polonia, anzi è fuggito dalla Polonia, viene accolto, portato in gondola a visitare la città, e l'indomani viene portato all'Arsenale dove gli si mostra la potenza, la forza della Repubblica. E in Arsenale a pranzo c'è una colazione dove Enrico III e la delegazione francese si siedono sul loro lato e vedono questo imbandimento meraviglioso dove bicchieri di vetro di Murano, apparentemente, tovaglie tessute nei conventi di Venezia, cibi straordinari, imbandivano già la tavola, ma nel portare le mani alle forchette e ai tovaglioli si accorgono che tutta la tavola era di zucchero filato. E con la meraviglia di tutta la delegazione francese e soprattutto di Enrico III, il quale chiese ai suoi accompagnatori, ai suoi ambasciatori, il perché di questa trovata straordinaria. E i veneziani risposero attraverso i loro interpreti che era per deliziare Sua Grazia e far vedere il contrasto che c'è tra la potenza di Venezia nell'arsenale e nei suoi cannoni e la dolcezza e la delicatezza di Venezia quando gli si è amici. Grazie Marina.